Io sono un abitante di Via Luneo. Noi qui ormai sono 14 anni che combattiamo per questo passante. Sono d'accordo con l'amico che ha parlato prima di me che ora è tempo che i politici regionali, locali si diano un attimino più da fare, perché fino adesso sono stati assenti completamente, totalmente assenti. Lo abbiamo fatto grandissime lotte e quant'altro, e compreso anche il Chisso, cioè assessore alle strade, a quello che dovrebbe essere tutelato i nostri diritti, si muova di più anche lui, perché abbiamo i treni che funzionano come 30 anni fa, è una cosa allucinante. Questo signore è 20 anni che fa politica, è ora il tempo che se ne vada via, lascia il posto a qualcun altro, che ora è tempo di farla, perché siamo stanchi di false promesse. Il sindaco che abbiamo a Spinea si assuma le responsabilità di sindaco, perché lui deve tutelare la nostra sicurezza. Noi non siamo tutelati da nessuno, e ora è tempo che venga fatto piantumazione, fono assorbenti e quant'altro, tutto quello che c'è da fare, perché siamo stanchi. Abbiamo fatto denunce e quant'altro. Noi vorremmo che qualcuno andasse in galera, perché stiamo stanchi di vedere destra e sinistra che giocano solo alla nostra pelle. Qui ci sono stati anche dei morti, che dopo parlerò di qualcos'altro. Stop.